Amici e amiche di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono Simone e vi do il benvenuto alla solita rubrica settimanale sportiva. Partirei subito con gli eventi della settimana. Questa settimana sono state giocate le competizioni europee, in particolare ha giocato la Juventus in Champions League che doveva recuperare un 2-1 dell'andata contro il Porto. Era la partita più attesa per i tifosi juventini, ma purtroppo non è andata come sperato. Infatti la Juventus ha giocato una buona gara, gli ha permesso di vincere 3-2 contro il Porto, però non l'ha permesso di qualificarsi al turno successivo. È stata una partita molto combattuta, la Juventus è partita non benissimo, infatti è passata subito in svantaggio, dopodiché ha acquistato fiducia, sono usciti i suoi migliori giocatori come Chiesa, Ronaldo e Morata ed è riuscita a sollevarsi andando in vantaggio 2-1. Con il punteggio di 2-1 la partita è andata ai supplementari, dove la Juve ha insistito molto per segnare, era anche in superiorità numerica, ovvero stava giocando in 11 contro 10, però non è riuscita a trovare il gol del 3-1 e il Porto nel finale, grazie a una punizione, è riuscito a fare il gol del 3-2 che gli ha permesso di qualificarsi. È stato un duro colpo quello per la Juventus perché sicuramente, come tutti i tifosi, sperava quest'anno di poter riuscire ad arrivare a vincere la Champions League, però anche quest'anno non è riuscita nell'obiettivo. Ha avuto subito modo di rifarsi questo weekend contro il Cagliari in campionato. Infatti, proprio grazie a Cristiano Ronaldo, una delle persone più criticate nella partita contro il Porto, è arrivato il segnale di rinascita, voglia di vincere e grazie a una sua tripletta segnata nei primi 30 minuti, la Juventus ha potuto vincere per 3-1 contro il Cagliari, cercando subito di rimettersi in sesto in campionato per andare a raggiungere Milan e Inter. Altre partite che sono state giocate per quanto riguarda le competizioni europee sono il Milan contro il Manchester United, partita storica, andata di finale degli ottavi di Europa League, che ha visto giocare il Milan in maniera splendida nonostante le molte assenze e infatti è riuscita a pareggiare per 1-1 nonostante meritasse un qualcosa di più. Poi ha anche giocato la Roma, che invece è riuscita a vincere agevolmente per 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Mentre per quanto riguarda le altre partite di campionato del weekend, oltre alla Juventus che ha vinto a Cagliari 3-1, abbiamo l'Inter che continua la sua solita marcia imperterrita nonostante abbia dovuto battere un buon Torino e abbia dovuto soffrire un pochino, ma è riuscita comunque a vincere per 2-1. L'Atalanta, che continua nella sua marcia verso la Champions League, è riuscita a vincere per 3-1 contro lo Spezia. Ed inoltre il big match della domenica sera, che è stato Milan-Napoli, dove purtroppo il Milan non è riuscito a replicare la partita come in settimana contro lo United, ma ha giocato bene sì, ma non abbastanza per riuscire a battere un bel Napoli che ha vinto per 1-0 grazie al gol di Politano. Il campionato continua e la sfida per i primi posti in classifica è sempre più contesa. Adesso al momento troviamo l'Inter in solitaria in testa alla classifica con 9 punti di vantaggio sul Milan e 10 sulla Juventus. Poi troviamo appunto Milan, Juventus, Atalanta e poi Napoli e Roma. Nessuno vuole mollare, tutti ci credono, adesso anche la Juventus come l'Inter, non avendo più le competizioni europee, avrà modo di riposare in settimana, di preparare meglio le partite del campionato, mentre Milan, ad esempio Milan e Roma continuano nella corsa all'Europa League e Atalanta e Lazio proprio questa settimana giocheranno il ritorno di Champions League, l'Atalanta contro Real Madrid che dovrà recuperare la sconfitta di 1-0 dell'andata, mentre la Lazio
anche lei quasi fuori dalle competizioni europee perché si trova a dover rimontare un 4-1 dell'andata in cui ha perso contro il Bayern Monaco. A questo punto bisognerà solo capire se prevarrà la forza di Lukaku, che sta trascinando l'Inter, avendo segnato anche questa giornata insieme al suo compagno di reparto Lautaro Martinez, oppure se invece prevarrà la potenza di Ibra, che adesso si appresta a tornare dall'infortunio per aiutare la propria squadra, oppure se invece la completezza di Cristiano Ronaldo, che dopo questa tripletta continua a segnare, continua ad essere sempre più capocannoniere del campionato e cercherà sicuramente di risollevare la Juventus portandola a lottare per la vittoria dello scudetto. Quindi questa settimana ci aspettano i ritorni di Champions League per Lazio e Atalanta, i ritorni di Europa League per Milan e Roma ed infine le solite partite del weekend di campionato. Con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata della rubrica settimanale sportiva. Ciao!